tale da riuscire a... Sì, vanno normali. Allora, tempo da riuscire a chiudere effettivamente per le 13, anche perché, lo dico a Giovanni in particolar modo, nel pomeriggio, da quanto ho capito, c'è una riunione del Corecom, quindi giammai che con il calore attuale che femo fare la riunione così de strangoion, come si dice, quindi è meglio che se vuole mandarci dentro i reduci. Fai valere la tua autorità, vicepresidente. Ecco, quest'ultima parte abbiamo il direttore della sede regionale RAI del Veneto, Giovanni De Luca. Questo è il titolo esatto con cui viene presentato. In realtà l'essere direttore della sede regionale del Veneto significa anche essere sovrintendente, perché si trova a guidare un palazzo storico che custodisce, tra le altre cose, e non solo quelle, ma anche uno degli cicli di affreschi più importanti del Tiepolo, per dare l'idea. Quindi non è soltanto il direttore di una sede della RAI, ma è direttore di un polo museale. Un polo museale, no, quasi, è vero. Non solo, un giorno che avrete tempo e lui voglia di spiegarvelo, andrete a vedere, non so, oltre a Tiepolo, anche una sequenza incredibile di arazzi, di fiamminghi fatti a Bruxelles, di un valore eccezionale, tanto per citare alcune sciocchezzuole che Palazzo Labia ospita. Prima mi rinfacciava l'attacco fatto alla RAI, adesso butto un altro carico da 90 a proposito, perché lui fu mandato dalla RAI a Venezia facendogli fare il viaggio inverso di Marco Polo, perché prima lui aveva lavorato in Cina e aveva detto, siccome è abituato ai matti cinesi, adesso lo mandiamo a dirigere i matti veneti. In realtà è come minimo da una ventina d'anni, anche più probabilmente, che se c'è stato uno che ha tentato di introdurre veramente concretamente la regionalizzazione del sistema pubblico, è stato lui. Io sono testimone anche di incontri successivi con vari rappresentanti istituzionali in cui lui cercava disperatamente di presentare una sua ipotesi di lavoro e devo dire che ha trovato sì accoglienza sempre, ma poi alla resa dei conti non è riuscito a concretare nulla, anche perché il professore purtroppo prima parlava giustamente dei vari articoli, si è dimenticato l'articolo fondamentale spesso citato in Veneto, l'articolo quinto, chi che gaischi ha vinto. E siccome la regione Veneto tanti soldi non ne aveva, ecco perché del diniego, delle difficoltà incontrate da Giovanni in questi anni. Quindi, al di là delle battutacce mie, in realtà se c'è una persona che ha tentato di essere ponte tra la RAI azienda e la realtà locale, è stato lui. Lo dico anche perché abbiamo combinato assieme anche altre cose. La mitica convenzione, unica sede RAI in Italia che ha con il Consiglio regionale. Sì, che dopo purtroppo gli hanno anche sottratto anche questa cosa, perché adesso noi dobbiamo lavorare con Torino, quindi figuratevi. Un conto era andare dalla sede del Consiglio regionale, che è qua vicino, Palazzo Ferrofini, a Palazzo Labia, e un conto è confrontarsi con dei funzionari sconosciuti a Torino, ma questi qua sono fatti nostri. Siamo fatti nostri. Ok, scusate l'intemperanza, e passo quindi la palla alla controparte attaccata durante la prima parte della mattinata. No, noi siamo, come RAI, peraltro buongiorno e grazie innanzitutto per l'invito. Intanto la disamina è un brevissimo, scherzavo dicendo che vorrei partire dal mito della caverna di Platone, che però aleggia ancora sulle nostre
capacità cognitive del mondo radiotelevisivo e multimediale, in realtà. Faccio un piccolissimo passo indietro e senza affrontare tutti i temi connessi alle problematiche squisitamente, diciamo, politiche che attengono alla questione dell'autonomia o del federalismo e via dicendo, che ci porterebbero assai lontano, e non voglio annoiarvi su un tema di cui peraltro non ho delega alcuna. Vorrei invece fissare 2 o 3 aspetti fondamentali, credo, dal mio punto di vista, che riguardano, che toccano o vogliono evidenziare quanto non espresso sin qui dalla pur ottima relazione del professore di Verona, di cui ovviamente in questo momento mi sfugge, Bercelli, del professor Bercelli, e dalla disamina meramente legislativa. Perché intendo affrontare il tema da una prospettiva, tra virgolette, professionale, come mia storia personale, innanzitutto, visto che entro in Rai nel 95, ma opero in questo settore dal 1975 con le prime radio libere, che nascono proprio per un baco del sistema legislativo, vale a dire il monopolio della Rai era riferito alla irradiazione di segnale circolare. Si trova ovviamente il buco legislativo e iniziano a nascere le radio libere che sfruttano una diffusione che invece è conica. Inizia la guerra dei cocuzzoli, come venne chiamato al tempo, e fior di imprese e imprenditori iniziano a comprare dalla Valcava famosa, che fu la prima delle valli tra il Piemonte e la Lombardia, che aveva una diffusione ottimale, in poi tutti quei segmenti di cono che hanno dato poi lo sviluppo di lì a poco alle televisioni regionali. Ricordo anche che a partire dalla fine degli anni 70, ovviamente, la dicitura e la precisazione del contratto di servizio pubblico affermava nei contenuti generali e nei principi generali, che in parte sono richiamati dal contratto tuttora in essere, contratto di servizio pubblico, la necessità di produrre contenuti regionali che dessero luce, illuminassero e comunicassero i sistemi certamente culturali, ma anche produttivi, sia in Italia che all'estero. Qual è il taglio quindi che mi preme sottolineare? È un taglio innanzitutto di natura industriale, che si rifà al principio stesso della concessione del servizio pubblico, che viene richiamato per esempio negli articoli 2 dei principi generali. Leggo brevemente 2 passaggi, giusto per essere più preciso nella descrizione. Al punto, nell'articolo 2 principi generali, al punto 2 comma B, il sistema audiovisivo, cioè definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale. E al comma E, Sistema Italia, supportare il Paese all'estero, valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica. Cosa individua questo principio generale? Individua il fatto che un servizio pubblico, se mi passate il concetto, deve essere e deve garantire un ombrello di tutela per tutte quelle attività che esprimono i momenti più nobili, più avanzati o comunque più diffusi della realtà produttiva e industriale del Paese. Lo sviluppo tecnologico, che a partire dagli anni 80 e quindi con la rincorsa alle televisioni private, sia di gruppi squisitamente privati, sia di sistemi
politici. Ricordiamo che negli anni '80 il Partito Comunista aveva in Italia la rete più forte e meglio strutturata di televisioni locali. E così via. Parlo del Partito Comunista, ma di altri partiti ancora, in altre realtà, in altri modi, così come altri gruppi privati. È ovvio che lo sviluppo della tecnologia muta i rapporti concreti di relazione industriale ed è ovvio, così come è sempre stato ed è ancora oggi, che la RAI come concessionaria del servizio pubblico sia una garanzia di standard tecnologico per tutte le attività che afferiscono a questo sistema. Tant'è che la politica dell'outsourcing e quindi dell'acquisizione dei servizi esternalizzati, voglio dire, mantiene una gran parte del sistema produttivo, multimediale e televisivo del Paese e ne garantisce in un qualche modo la continuità. Da allora, quindi, senza addentrarmi in vari passaggi anche di natura contenutistica, quando sempre nei principi generali del contratto tuttora in essere si dice sempre all'articolo 2, comma n, contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese. Cosa si legge tra le righe? Una necessità ormai conclamata del nostro sistema di comunicazione, ma anche una lettura che va oltre e supera la definizione stessa di intrattenimento o di offerta televisiva. Ed entriamo quindi in una visione in cui se ci fosse la capacità industriale di saper tramutare questo tipo di contenuti, che sono parte fondamentale peraltro anche del nuovo processo, che ho letto, dei nuovi punti qualificanti che sono in esame adesso per la definizione del nuovo contratto di servizio, sarebbe utile trasportarli nella realtà delle cose, cercando di coglierne gli aspetti pratici / economici. Nel 2011, e forse il buon Stefano Cupi se lo ricorderà, in una riunione, mi sembra ci fosse Errani, presidente al tempo della Regione Emilia-Romagna, venne presentato, peraltro non mi è insaputa, venne chiamato all'ultimo momento, una proposta, una bozza articolata, anche se non esaustiva, perché non intendeva esserlo, che io ho protocollato nel 2011 in RAI ufficialmente. Quindi è protocollata, è un documento esistente e protocollato. Lo protocollai proprio per datarne, come dire, la concezione e la ricezione aziendale. A questo forse si riferisce anche il buon Franzina, visto che nel 2006, proprio in un convegno organizzato a Vicenza, io feci notare come la digitalizzazione del sistema avrebbe comportato una spartizione delle risorse per quanto riguarda le emittenti regionali che avrebbe causato nella gran parte la loro progressiva estinzione. Cosa individuavo in questa proposta in poche parole? Eleggevo, come credo che sia giusto, necessario e indispensabile, un ruolo di concessionaria di servizio pubblico, nel quale credo fermamente, credo che sia fondamentale. La capacità di essere ombrello e catalizzatore di tutte quelle capacità industriali e professionali che nel frattempo sono cresciute a dismisura in tantissime regioni, direi quasi in tutte. Fare quindi della RAI il punto di riferimento per poter trasferire know-how e competenze, sia tecniche che editoriali, perché ricordo che ancora oggi, che se ne parli, la RAI come servizio pubblico e come broadcaster è annoverato certamente tra i primi 4 sistemi del mondo, e vi ricordo
anche è un inciso, e lo dico non solo perché tengo alto la bandiera dell'azienda che peraltro mi paga lo stipendio tutti i mesi, che non è proprio un dettaglio, ma prescindendo da questo aspetto meramente, come dire, commerciale, è davvero una grande azienda ancora che esprime dei livelli di qualità e di capacità produttiva e di gestione di una delle più grandi problematiche industriali, che è quella dei contenuti di teca e della gestione e dell'aggiornamento dei file, che è un problema non secondario, tanto che la NHK giapponese ha acquistato e ha preso il sistema prodotto in RAI proprio nel centro di ricerca a Torino di gestione delle teche. Cosa vuol dire? Che la RAI ha un nome a livello mondiale altissimo, ancora oggi, di grandissima qualità, e non entro nel merito poi dell'offerta e di tutte le scelte editoriali che, badate, sono frutto di un altro percorso. Rimango all'aspetto industriale. Supponiamo per esempio, per entrare nel merito, che una percentuale, diciamo il 10%, ma potrebbe essere un po' di più o un po' di meno, non cambia. Parliamo del 10% delle risorse che da un punto di vista regionale vengono reperite con il canone. D'accordo? Per quanto attiene il Veneto, che peraltro è una delle regioni più virtuose in questo senso, parliamo di circa, quando parliamo del 10%, di una cifra che si aggira mediamente dai 12 ai 15 milioni di euro. D'accordo? Aggiungiamo a questi i fondi e le disponibilità che per esempio sono prerogativa dei Corecom, visto che sono in casa vostra. Otteniamo una massa critica economica che è ampiamente sufficiente a poter progettare da un punto di vista editoriale un canale 24 ore su 24. Lasciamo perdere poi gli slot di palinsesto di trasmissione delle 6 ore o delle 8 ore ripetute, d'accordo? Perché un canale tematico fatto bene si può tranquillamente fare con 6-7 milioni di euro, e questo è assolutamente abbordabile da un punto di vista industriale. Il problema sono cosa? Le competenze e le risorse, sia professionali che industriali. Ma se noi immaginiamo che questi soldi che arrivano dal canone venissero utilizzati in una cassa comune, in una sorta di società partecipata in cui la RAI ha la maggioranza e in cui corrisponde alle maestranze sul territorio, quindi studi, uomini, mezzi, eccetera, eccetera, le proprie competenze editoriali, darebbe un trasferimento di professionalità grande, aumenterebbe di molto la sua capacità produttiva, ma soprattutto darebbe alla realtà regionale le competenze per superare le regioni e andare a parlare con quei 45 milioni di veneti che vivono tra il Nord America e il Sud America. Sono 120 milioni di italiani all'estero che al momento, come dire, non vedono proprio un granché. Quindi nel momento in cui si dice sempre fare sistema, io ormai quando qualcuno dice fare sistema metto mani alle pistole, parafrasando una nota frase di un signore che non mi è proprio simpatico, ma che ha inventato la comunicazione moderna, bisogna riconoscerlo, certo Goebbels, e il sistema c'è già. Il problema è quello di mettere a fattor comune le competenze industriali, garantendo delle professionalità, upgradandole e generando dei contenuti che possono essere generati non tanto dalle giuste, nobili e necessarie questioni di principio che il contratto di servizio pubblico deve prevedere, la tutela delle minoranze e dei minori e il pluralismo culturale. Ci mancherebbe altro. Il problema è che qui mancano, da qui a breve mancheranno,
i presupposti del pluralismo industriale. E se non si è in grado di produrre, non si potrà distribuire. Lo dice la parola stessa. Io posso organizzare la distribuzione di qualcosa che produco, ma chi produrrà da qui a qualche anno? Chi avrà le competenze vere per rappresentare l'insieme dei contenuti e delle competenze espresse dalle varie regioni? Vi do un dato di mercato molto semplice, penso che funzioni ancora adesso in Emilia-Romagna, così come in altri luoghi d'Italia, comunque fino a poco tempo fa era operativa. Le televisioni cinesi mediamente passano dai 4 ai 5 mesi in Italia a filmare i nostri sistemi produttivi, che poi riempiono i loro palinsesti. Noi in Italia non operiamo alcun tipo di vincolo. Provate ad andare in Cina o altrove a filmare i sistemi produttivi e vedete chi riesce a scattare qualche foto col cellulare. Questi sono contenuti. Le varie realtà internazionali, Sky, Arte e quant'altro, giustamente vengono in Italia e filmano quello che c'è da filmare di patrimonio artistico, eccetera, 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 e quindi promuovono ovviamente i tesori sia artistici che le opportunità turistiche. Perché questa cosa non deve essere governata da un sistema tale per cui si attivano delle coproduzioni che peraltro sono vantaggiose anche per i produttori esteri che comunque sia utilizzano per lo più o quando possono anche strutture e supporti produttivi sul territorio. Si tratta di mettere a fattor comune e di calcolare quante ore di contenuto si possono effettivamente produrre, quanto valgono queste ore di contenuto. Io una stima l'ho fatta e non è qui adesso il caso che faccia di conto eccetera, ma è ovvio che se noi teniamo conto del fatto che la legge non prevede soglie o limiti pubblicitari per tutto quello che è comprato e pagato all'estero, possiamo tranquillamente dire che ci sono un'ottantina di milioni di euro come minimo, che noi potremmo valorizzare all'estero dando maggior struttura produttiva a tutte le realtà locali attraverso la RAI, che peraltro è l'unico broadcaster in grado di poterlo fare, perché le altre realtà private non producono niente per l'estero, niente nel modo più totale. Non penso che Mediaset non abbia neanche l'ufficio estero, cioè nel senso che non è un loro lavoro, non sono mai posto come problemi. Ecco qual è, io credo, il punto dirimente. Cambiare la prospettiva con cui osserviamo questa dinamica, chiamando anche a raccolta la disastrata cultura italiana delle imprese, anche dei gruppi consorziati per la promozione dei prodotti. È storia di qualsiasi esperienza provata per chi ha lavorato in questi ambiti, vedere le aziende italiane spendere 4 volte per andare all'estero a promuovere lo stesso prodotto, perché non vanno assieme, quando mai, no? E quindi non avere neanche strumenti unificati e piattaforme di comunicazione condivise. Nella mia esperienza asiatica, 3 anni in Asia, come raccontava, e poi prima 2 anni in America, peraltro, ma vi posso assicurare che la Germania, col suo strumento internazionale, che si chiama Deutsche Welle, e che ha un budget non inferiore al tempo era di 100 miliardi, quindi di 200 milioni di euro fissi, senza considerare gli investimenti sui satelliti che noi ovviamente affittavamo dai tedeschi, tutto il gruppo europeo, ha trasmesso per più di 5 anni 8 ore al giorno di spine, prese elettriche e pompe. Va bene?
Cosa voglio dire con questo? E con questo sono stati diventati poi i primi fornitori, guarda caso, di questi prodotti in Cina. Questo cosa spiega anche? Che la declinazione del prodotto, del contenuto, come noi lo immaginiamo, va ripensato totalmente, e va ripensato sulla base proprio della sua capacità di essere appetibile per un pubblico che non è esattamente il pubblico della prima serata di Rai 1 o della terza serata di Rai 3. È un mondo completamente diverso. Per darvi un'idea di quale possa essere l'impatto da un punto di vista del vantaggio che una differenziazione di contenuti può generare nella penetrazione e nella diffusione di una cultura, ricordo che sul traino, come dire, della lingua spagnola e della musica lirica, una combinata di queste, la lingua italiana è passata al mondo dal 73° posto al 30° posto in 10 anni. Io mi sono ritrovato in Nuova Zelanda, in posti dove per prendere il segnale del satellite della RAI, visto che l'orbita geostazionaria era quasi orizzontale, le parabole erano di 6,80 metri per prendere il segnale, vi do l'idea. 3 scuole di italiano che guardavano Domenica In per imparare l'italiano. D'accordo? Questo cosa ha comportato? Ha comportato un incremento di pizzerie, di locali, di ristoranti e di acquisizione addirittura di import in Nuova Zelanda di tecnologia italiana che io non mi sarei mai aspettato. Ho frequentato 3 fiere per scoprirlo, non è che l'ho acquisito dalla letteratura, dalle pubblicazioni dei giornali, l'ho visto coi miei occhi. La stessa cosa in Sud America, dove abbiamo non meno di 70 milioni di italiani tra prima, seconda e terza generazione che fanno le code nelle scuole italiane, sia per la musica sia per altri aspetti. Allora, in questa chiave, anche quando si parla di multimedialità e quindi di generazioni, dobbiamo capire che per arrivare a definire l'insieme delle opportunità che rendono effettivamente autonoma una regione è la propria capacità di sapersi leggere, guardare dentro. Chissà in Veneto, no? E non è una provocazione, ma siccome so che non lo sa nessuno, che la Rolls Royce degli strumenti di lavorazione del marmo, voi mi direte che banalità, è a Vicenza e sono un'aziendina di 10 persone che sono state ricevute anche dalla regina d'Inghilterra. Sono il top al mondo degli strumenti di marmo. Di questi ne abbiamo centinaia di casi in questo paese, che non a caso ai tempi della presidenza di Bill Clinton lo vide arrivare per scoprire che cos'era la piccola media impresa italiana, cosa che nessuno aveva mai progettato, come sapete. È nata. E si chiedevano come, a mio avviso se lo stanno chiedendo ancora adesso, ma anche i nostri politici si chiedono come. Ma l'importante è cavalcare l'onda, fare surf, non capire l'origine delle cose. Ecco che un sistema di produzione audiovisuale che è in grado di organizzare, di allevare, di partecipare a quei centri culturali. La radio autonoma indipendente dell'Università di Padova non fa meno di 300.000 persone al giorno d'ascolto. Non è un centro di cultura utile, comodissimo per poter immaginare dei prodotti o dei contenuti? Potrei farvi 20 altri esempi di questo tipo e non voglio annoiarvi. Ecco cosa credo manchi e sollecito quindi l'attenzione, poi taccio perché sennò facciamo le 2, potrei annoiarvi ancora per un po' di tempo, ma mi taccio, come dire, mi censuro. È fondamentale inserire il concetto di industria. La televisione è un'industria, il multimediale è un'industria, lo sviluppo delle tecnologie
sulle quali siamo anche parzialmente arretrati ormai, vede ormai 10 volte tanto il fatturato nei videogiochi rispetto a Hollywood, se non 20 volte ormai. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è in atto da tempo una trasformazione antropologica. Si parlava di Homo videns. Questa trasformazione antropologica è già avvenuta, non è come dire, un futuro, è già il passato di almeno 8-9 anni fa. Ecco perché la visione industriale è l'unica garanzia di pluralismo culturale. Ecco perché la valorizzazione delle professionalità, anche non afferenti unicamente alla RAI in quanto concessionaria, ma a tutti gli operatori, deve essere tutelata da un punto di vista industriale nel contratto di servizio pubblico, per dare al servizio pubblico il ruolo che giustamente deve svolgere, la tutela del paese in un ambito che è centrale, è fondamentale per la coesione culturale e sociale, ma anche per l'innovazione e per tutto quello che serve a cercare per cercare di delineare, intuire, tradurre le modificazioni in atto, che sono epocali. Lascio perdere col 4.0, con l'assegnazione delle frequenze e alcune altre cose perché c'è il buon Stefano Cuppi e vi ringrazio per la pazienza. Ascoltandolo mi è venuta in mente, scusate, ogni tanto i veneti quando si sentono a casa sbrissia a parlare in dialetto. Mi è venuto in mente una delle battaglie, uno dei problemi che affrontammo assieme, che erano, per i veneti, forse capiranno, i ripetitori de Teolo, ti ricordi? La tragedia del primo switch off, il famoso ripetitore di Montevenda, che è quello che creava dei problemi terrificanti e, tra parentesi, creava anche un problema con l'Emilia, perché quando ci furono i segnali noi entravamo a Ferrara con il nostro telegiornale. Ecco, immagino che succeda ancora. E lui lo sa. Ma non solo quello. Esatto, vedono il TGR Veneto e gli sloveni si arrabbiavano altrettanto perché arrivavano i segnali in Slovenia nostri. Vi assicuro che riuscire a proposito di dinamiche industriali, gestire questo che sembra una sciocchezza, adesso noi la buttiamo sul ridere, ma era una tragedia anche ambientale, perché quella foresta di ripetitori che c'era in cima ai colli euganei creò dei problemi ambientali non da poco, per riuscire a smantellarli e mettere è una dimensione effettivamente, la dimensione industriale è fatta dello sporcarsi le mani. Ecco, cioè, spesso e volentieri è facile parlare senza avere idea di cosa significa sporcarsi le mani concretamente. Adesso ho fatto solo questo esempio, certo, perché è stata una cosa scioccante all'epoca per noi, il primo switch off. Passo la parola al presidente del Corecom Emilia Romagna, che da Bologna ci permette, non dico di concludere, perché se dopo qualcuno ha qualche contributo da dare, volentieri diamo un po' di spazio dopo, vero? Sì. Ecco, cioè, però diciamo chiudere la parte istituzionale di questa giornata. Prego. Buongiorno. Io volevo fare un ringraziamento non formale al Corecom Veneto e tramite loro al professor Bercelli per il lavoro che hanno fatto e che credo possa costituire, a partire dalla giornata di oggi, una pietra miliare di un processo i cui tempi non possono essere ignoti, ma che è tracciato e che credo che riusciremo in qualche modo, in qualche tempo, a portare in fondo. Allora, fortunatamente De Luca vi ha raccontato di Valcava, cioè voglio dire, il fallimento della riforma federale, della nascita della federale del 75, è semplicemente dovuto al fatto che contemporaneamente le frequenze terrestri, parliamo di frequenze analogiche, quindi scarse, vennero via via occupate dalle emittenti,
l'FM per le radio e il VHF e l'UHF per le TV. Quindi questa liberalizzazione rese fisicamente impossibile la nascita delle reti federali, mentre singole regioni con i vari tempi, l'Emilia-Romagna venne costruita una sede faraonica, tant'è che anche stamattina avete sentito il sottosegretario Baruffi dire ma noi potremmo avere il terzo centro di produzione italiana, è enorme e dentro ci fanno un TG. Cioè, mi hanno detto che in Veneto anche una sede venne aperta a Verona, proprio perché aveva una sua logistica, eccetera. L'occupazione delle frequenze ha reso impossibile, tant'è che nel 1987, quindi non subito, presa atto di questa situazione, il famoso accordo Agnes-Manca-Veltroni stabilì la spartizione delle 3 reti nazionali, perché non si potevano più fare, prendendo Manca Rai 1, Agnes Rai 1, Manca Rai 2, Veltroni Rai 3 e nominò il compianto e recentemente scomparso Angelo Guglielmi. Questo è il fatto. E contemporaneamente, per citare come poi le leggi italiane vengono anche, nascono anche ex post, no? Nell'89 la Mammì fece una bella fotografia del resistente e disse va bene così, chiudiamo i giochi. Giochi che si sono riaperti dopo la riforma del 2001, quando nel discutere la Gasparri, nel 2003-2004, la Gasparri nasce per varie ragioni, ma al netto delle polemiche, dentro conteneva tutta una serie di previsioni per il passaggio dall'analogico al digitale. A quel punto il legislatore, con le idee tecniche un po' confuse, però previde la famosa possibilità della stipula di contratti di servizio regionali, prima legge regionale, con tanto di dotazione finanziaria. Mi ricordo benissimo, io ho cominciato a occuparmi del primo switch off analogico digitale, un processo che è cominciato nel 2006 finito nel 2012. C'era Gentiloni, ministro delle comunicazioni nell'ennesimo governo Prodi 2, Prodi 3, non mi ricordo, che disperato a una riunione disse insomma qui speriamo che le regioni non vogliono fare tutti i contratti di servizio, se no mi trovo avere a che fare con 21 contratti di servizio, perché la legge dice che il Mise deve dare il parere, eccetera. Allora, per 2 ragioni. La prima, un po' per l'ignoranza totale, scusatemi, della conoscenza di questa norma. Dall'altra, comunque, per il fatto che a un certo punto, nel disegnare il primo switch off, venne fatta un'operazione sulle frequenze locali che sostanzialmente le tenevano immutate. Cioè venne fatta una trasformazione 1 a 1, la frequenza analogica diventava digitale, ma restava così. Quindi in realtà lo spazio di manovra non c'era. Veniamo invece al progetto di questo secondo switch off, che è finito No, che non è finito. Questo secondo switch off, progettato per 2 ragioni. La prima per liberare la banda 700, che è stata venduta a caro prezzo alle compagnie telefoniche. La seconda per attuare un passaggio sulle tecnologie trasmissive e di ricezione. Siccome questo processo richiede per essere completo, richiede la sostituzione di tutto il parco televisori riceventi, nel luglio, esattamente un anno fa, in questi giorni, il comitato, il tavolo TV 4.0, di cui io faccio parte come esperto in rappresentanza dei Corecom in realtà, ha deciso che dati alla mano, cioè analisi della diffusione dei televisori in T2, che è la nuova tecnologia di distribuzione, che amplifica enormemente la capacità trasmissiva, cioè quasi la raddoppia, il parco stimato non era sufficiente, la penetrazione si era attorno al 50-60%. Quindi da una parte sono stati fatti incentivi, bonus, rottamazione, eccetera, eccetera. Dall'altra si è deciso di splittare in 2 il processo. Si è fatto il refarming delle frequenze perché c'era un impegno con l'Europa e con le compagnie telefoniche per incassare il saldo dell'asta di liberare la banda 700 entro il 30 giugno 2022, processo che incredibilmente comunque è arrivato in fondo con 1000 difficoltà con la transizione da ultimo del Lazio e della Campania. Quindi adesso le frequenze sono
riorganizzate, sono pulite e si è attuata la riforma delle frequenze a livello locale, quello che non era stato fatto la scorsa volta. Quindi perché questo è importante? È fondamentale per il ragionamento che abbiamo portato oggi, per 2 ragioni. La prima, che sancisce anche a livello locale, era già così a livello nazionale, la separazione fra fornitori di contenuti e distribuzione. Cioè, chi fa le reti di distribuzione, chi ha i contenuti, non può avere le reti di distribuzione. Le reti di distribuzione vengono affidate a delle società tecniche che di lavoro organizzano la distribuzione. Bene. Quindi succede un fatto curioso. Allora, le aree tecniche a livello locale ovviamente non sono disegnate sui confini regionali perché non è possibile, le onde hertziane. Però, ad esempio, il Veneto, a parte aver inglobato la provincia di Mantova, è coperta oggi, ma poi lo sapete perché abbiamo fatto riunioni, controriunioni, eccetera, da una rete di primo livello locale che fa tutte le province venete più Mantova. Ok? Chi ha vinto il bando per questa gara? Una società che si chiama Rai Way, al netto si chiama Rai Way. Quindi uno dice, ma in teoria la Rai domani mattina, non la Rai. Attenzione, mi riferisco agli incontri fatti. Io purtroppo ho lavorato, Giovanni lo sa, insomma, abbiamo lavorato assieme tanti anni in Rai. Non arriverà mai da Roma una spinta verso la parlo Roma intesa come azienda centrale, una spinta verso la territorializzazione, eccetera. Loro usano le convenzioni per mungere qua là, ma non arriverà mai. Ma il paradosso è che oggi, se la Regione Veneto, cioè domattina, la Regione Veneto, dotandosi di quello strumento di legge che deve fare, perché non ce l'ha, che dice allora io voglio fare una Rai Veneto 24H24, tecnicamente, in teoria, potrebbe anche appoggiarsi, in realtà non è banale, però potrebbe appoggiarsi alla rete di primo livello comprando capacità trasmissiva da chi? Da Rai Way. Processo un po' complicato, ma era per le locali. Bene, allora vi do una notizia che non è un segreto di Stato, è il segreto, cioè la dovrebbero conoscere tutti, ma siccome nessuno ne parla, ve la do io. Cioè nessuno ne scrive, no? È incredibile. La Rai, come ci ha ampiamente spiegato il professor Bercelli, è un organismo di diritto pubblico, quindi è soggetta, quando fa le gare, l'appalto europeo, ha dei tempi, una burocrazia enorme, per cui, siccome le disposizioni in vigore fino a luglio dello scorso anno, prima del decreto Giorgetti che spostava il T2 al 2023, cioè a partire non prima del 1 gennaio 2023, prevedeva che queste reti fossero in T2, aveva già comprato, ordinato, spesato, pagato e allestito due MUX, la Rai ha 3 MUX macro regionale, MUX A e MUX B. Bene, di MUX A e MUX B ne parliamo dopo. La rete macro regionale della Rai, il MUX MR, quello che per capirci, ad esempio qui porta la TGR del Veneto, della Lombardia, cioè avete se non sbaglio, e l'Emilia, è già pronta. Basta spingere un bottone e in 24 ore tutte le famiglie di questa macro area hanno un raddoppio della capacità trasmissiva e quindi ci stanno Rai Veneto, Rai Emilia, Rai Lombardia, si può fare, cioè non c'è più. Ovviamente questa cosa ha un limite legato al fatto che i dati pubblicati 3 giorni fa danno una penetrazione del T2 a livello nazionale attorno all'80%. Secondo me da queste parti è già attaccata al 90%. Quindi è giusto aspettare ancora 1 anno o 2 che finisca la sostituzione del parco, eccetera. Però con i tempi della politica, i tempi che serve per fare una legge, il bilancio, le cose, diciamo che se un gruppo di lavoro volesse cominciare a progettare una Rai Veneto, io sottoscrivo quasi interamente
i ragionamenti fatti, le proposte che ha fatto De Luca sull'importanza della produzione dei contenuti per l'Italia e per l'esportazione, ma comunque oggi è possibile cominciare a progettare le reti federali che erano state previste nel 75 e andare in onda, ma con 1 anno, 2 anni di lavoro a dei costi. Luca parlava di 7 milioni, possono essere 5, possono essere 8, possono essere 3. Abbiamo fatto reti, e Giovanni lo sa, in Rai con 5 milioni di euro. Esatto, con delle cifre, chiaramente non va bene. Non va bene perché poi si sfrutta troppo, anche se devo dire che oggi i costi di produzione sono molto abbattuti. Quindi credo sia giunto il momento di progettare non solo immaginando che siamo nel 2023, quindi esiste anche Rai Play, ma quindi pensando proprio a un modello produttivo che ogni regione poi può sviluppare autonomamente, perché non c'è un format. Voglio dire, se il Veneto ha delle idee, vuol fare la sua rete che parte da degli ascolti di... Voi guardate, Mariana, se non sbaglio, ha portato lo share della TGR Lombarda. Sono share che vale più o meno, punto più, punto meno per tutte le TGR. Esatto, in alcune regioni più alti, in alcune un pelo più basso, ma siamo a delle cifre di share incredibili. Oggi avere il 10, il 12% di share è, non so, è un miracolo, è tantissimo. Quindi hai anche proprio una base utenti, un'aspettativa importantissima. Per cui, ripeto, nell'autonomia regionale, poi questi MOOCs macro-regionali sono già pronti. La penetrazione per il tasso naturale di sostituzione arriveremo presto al 100%, ripeto, poi si possono fare indagini, la Bordoni e l'Auditel fanno un'indagine nazionale, ma si può fare anche a livello regionale, e stimare 24-36 mesi, perché ovviamente per spingere quel bottone bisogna andare, perché non va bene lasciare indietro nessuno, eccetera. Però ci siamo, quindi io vi do questo messaggio, oggi si può fare. Poi questa cosa, perché io volevo fare una chiosa a quello che ha detto De Luca sulla capacità produttiva della RAI. La scorsa settimana a Venezia, quindi qua in Piazza San Marco, è stata fatta una produzione che nessun broadcaster mondiale poteva immaginare di fare. La RAI ha prodotto Carmina Burana di Orff con uno sforzo produttivo incredibile, 10 km di fibra, un pontile costruito per andare in diretta, in alta definizione, a prescindere. Tenete conto che quello è un prodotto mondiale, non è un prodotto locale. Il paradosso, sempre per queste strozzature che ci sono ancora non essendo passati in T2, che questo prodotto incredibile, non voglio sapere quanto è costato perché solo in mototopo per portare le cose, i pack, non voglio saperlo. Però era talmente bello, io l'ho visto, insomma, per una questione anche professionale, insomma, per vedere una produzione unica, in alta definizione, dopodiché se voi andate a vedere Rai 5, che è su MUX-B, viene distribuita, proprio perché non è ancora passata in T2, con 1 megabit medio, che poi in quel caso l'hanno aumentato a 2, ma insomma è una cosa ridicola, no? Proprio per queste strozzature. Questo per dire che ormai i problemi tecnologici che hanno portato a una fase storica che è durata molti anni sono finiti. E volendo, fra 24-36 mesi potreste andare in onda, dico il Veneto perché io credo che qua ci sia la maggiore spinta e la maggior consapevolezza anche rispetto alle altre regioni del valore del territorio e non a caso ha gli share più alti, le TV locali hanno gli share medi più alti, sono robuste e spero che la regione Veneto, quindi con Veneto ha fatto la sua parte, può continuare a farla, la palla va al Consiglio regionale, al legislatore, a chi deve fare, però abbiamo un rappresentante, che deve farla, a chi deve prendere quella previsione, capirla. Tenete conto che dall'altra parte c'è un'azienda che, un momento sempre difficile, però se si presenta una regione dicendo io avrei
tot milioni pronti per fare questo progetto, che ripeto ogni regione dal punto di vista editoriale può fare, lo condividiamo, ha talmente bisogno di soldi che, cioè, non sto a dirlo, per pagare lo stipendio a De Luca si svena tutti i mesi, no? Quindi è importante che ci sia, e questo convegno è per quello una pietra miliare, sia una consapevolezza che si può fare, non ci sono più ostacoli di nessun tipo, ci vuole solo la volontà politica, non bisogna più lamentarsi, non bisogna guardare indietro, tutto quello che è successo. Adesso c'è la possibilità di fare progetti, c'è un interlocutore, ci sono le reti di distribuzione, ci sono i tempi, serve solo la volontà politica, un budget e capire l'importanza per tutti di inserire dei giovani, dei ragazzi che lavorano ormai armati di telecamere che costano 1/100 di quelle che usavamo noi negli anni 80, usano anche i telefonini, ci sono i sistemi c'è una leva di ragazzi fantastica che è capace di organizzare contenuti sia per la trasmissione lineare che per il non lineare, per replay, insomma, quindi è strategica la produzione audiovisiva, è quella, cioè la cosa che vi ha raccontato, io non so, forse vi fa sorridere, ma la cosa di Deutsche Welle che manda 8 ore al giorno in Cina il documentario sulle prese tedesche per 2 anni, ha fatto sì che i cinesi hanno adottato le prese tedesche, che vi sembra un dettaglio, ma sappiate che ancora oggi, quando si riunisce il Comitato Europeo per la normalizzazione, ognuno si presenta, questo me l'ha raccontato un membro, ognuno si presenta col suo computer, con le sue presine, e non ci riescono, sull'elettricità non riescono a mettersi d'accordo. Sono riusciti a mettersi d'accordo finalmente sulle ricariche, ma su come infilare le prese no, ma i tedeschi, grazie a questa campagna durata 2 anni di documentari industriali, quindi in Cina hanno fatto bingo e la Cina ha adottato, peraltro sono le migliori prese tedesche, non ho niente da dire. Grazie mille. Grazie. Allora, prima di passare la palla al Presidente del Corecon Veneto, al quale chiederei poi di chiudere idealmente questa bellissima mattinata, vorrei che Giovanni ha qualcosa da... Aggiungo solo 2 cose, ma perché sono storia e vengono dimenticate. Oltre alla convenzione che abbiamo, io ricordo Expo Milano 2016, se non vado errato, la Regione Veneto gli ultimi mesi doveva presentare, oltre ai prodotti, una filiera d'insieme, no? sul food, eccetera. Venne definito un comitato, c'era proprio Ciambetti, eccetera. Alla fine ci lavorai io e un'altra persona, e in 3 mesi, non senza difficoltà, ma con metodo, eccetera, riuscimmo a impaginare e a ottenere 12 ore. 1 ora per filiera, dal vino alla carne, al pollame, al formaggio, eccetera, 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 in 4 format diversi, quindi 1 ora, 20 minuti, 7 minuti, tradotto con overlay grafici in 3 lingue, che ancora oggi è l'unica documentazione internazionale che la Regione usa per queste cose. Cosa voglio dire con questo? Che anche perché si parla delle techerai, eccetera, ma quali sono i materiali di teca industriale che ciascuna regione ha e che nessuno sa che esista e che non viene valorizzato? C'è tanta roba, credetemi, e questo è un fatto. Altra visione, la questione dell'innovation e la questione della connettività e tutela del pubblico, eccetera. Quando si parla di reti, così come ricordava Cuppi, stiamo dicendo che quando si apre la chiave di volta, come si suol dire, quando si apre la porta, noi ci troviamo poi per cultura e per logica ad avere la possibilità di avere effettivamente con questo tipo di competenze, di capacità distributive, eccetera, una vera e propria possibilità di distribuire la telemedicina casa per casa. Stiamo parlando di qualche cosa che non solo è necessario ormai, pensate,
voglio dire, alla pandemia, eccetera. Ma pensate soltanto a quale è integrato in un sistema di comunicazione che possa essere gestito con il turismo un servizio di telemedicina. Quando solo nel Veneto, non parliamo in Emilia-Romagna, ci sono 15 milioni di persone che sono in campeggio, no? Da giugno a settembre, che parlano non so quante lingue, perché il 90% è del nord Europa e via dicendo. Quindi quando immaginiamo queste cose non pensiamo, come dire, banalmente ai prodotti, eccetera. Dobbiamo davvero fare uno sforzo e immaginare un accesso dove la capacità è di aggregare competenze, razionalizzarle, metterle in fila e sollecitare fantasia che fatalmente deve arrivare dalle generazioni che crescono e che si sentono quindi meno isolate, perché c'è un problema antropologico, credetemi, con i device e con il fatto che non c'è nessun giovane, diciamo sotto i 25 anni, che schiaccia il telecomando, se non proprio perché è in un giorno di stanca e deve stare coi genitori, ecco, voglio dire, ma è un altro mondo, e dare la possibilità con questo anche di confronti e di aggregazione, cosa che è un problema molto serio. Io vi ricordo, per rimanere con lo spirito, tra virgolette, dei costituenti, ma comunque lo spirito di un servizio pubblico, che il Paese si è unito con l'ascia o raddoppia, non con i Promessi Sposi di Manzoni, voglio dire, ok? Allora, anche questi momenti di intrattenimento banale che vanno riorganizzati, eccetera, e vanno pensati e dedicati, devono trovare un confronto con generazioni che ormai sono totalmente separate. Under 30, non parlo della Z Generation, e over, perché esistono terreni compatibili che andrebbero mediati, nessuno ha la formula magica, ma è tutto frutto di una serie di elementi che si legano tra loro e che possono concorrere a creare una vera e propria rete di contenuti. Scusate. Grazie. Adesso c'è qualcuno che vuole intervenire? Vuole dire qualcosa? Beh, il Corecom della... venga qua che così... Il presidente del Corecom Liguria, Vinicio Toffi, prego. Grazie, saluto tutti e prima di tutto ringrazio il Corecom Veneto e il qui presente Presidente per l'iniziativa, che è veramente notevole e che potrebbe essere uno spartiacque fra il passato ed il futuro. E proprio perché c'è questo terreno fertile, tutte queste potenzialità, mi permetto di segnalare solo alcune criticità sul piano strettamente pratico, avendo avuto anche qualche esperienza di rapporti con la RAI, in particolare con la direzione dei rapporti istituzionali, a seguito del convegno che abbiamo organizzato in collegamento con il Festival di Sanremo. E quindi diciamo un po' di esperienza dei rapporti ce l'ho anche da tempi andati, quando rappresentavo il Comune di Sanremo, proprio il Festival. Ho fatto una convenzione con la RAI sul tema, quindi diciamo un minimo di diciamo conoscenza sul campo ce l'ho. E quindi la prima riflessione che mi viene è noi abbiamo degli avversari, noi abbiamo davanti un centro di potere, questo penso che sia ovvio e conosciuto da tutti, un centro di potere che proprio per sua definizione non ha piacere di perdere del potere. Ecco, quindi
anche se sono totalmente d'accordo su tutto quello che è stato detto stamattina in materia di autonomia e di diciamo processi, percorsi per raggiungere queste possibilità, è chiaro che non mi sembra questa la strada da portare avanti con la RAI, perché è come dire siamo qua, vogliamo prendere una fetta dei tuoi spazi, scusa, fatti da parte. Non credo che avremo un'accoglienza, diciamo, positiva, anche perché non mi pare che partiamo da una posizione di forza. Una posizione, anche se legittima, perfettamente percorribile. Quindi c'è la problematica di un dialogo, di una mediazione. Questa mediazione io la vedo innanzitutto su due percorsi. Uno, quello, come tutte le transazioni e le mediazioni, di trovare un'utilità anche per la RAI. Cioè, io RAI, perché devo fare questo? Ecco, devo fare questo? Sì, economicamente perché ci posso guadagnare. Quindi ci posso guadagnare come? In questo giustissimo discorso del dottor De Luca, che ho apprezzato moltissimo, relativamente al mettere a regime il funzionamento dei centri di produzione. E allora sì che diventa utile, perché dice, ma sì, io gli faccio fare il programma in seconda serata dove parlano degli aspetti politici regionali, però questi mi portano, facciamo funzionare il centro di produzione e poi lo vendiamo anche all'estero o quant'altro. Ecco, questa è una leva che si può usare con la RAI. L'altra leva è il ti porto dei soldi, e lì è la regione, la singola regione che deve funzionare. La politica è sintonizzata su questo? Anche lì è di nuovo un discorso di mediazione per dire, ma io politico ci guadagno, tra virgolette, absit ignoria, non sto parlando di guadagnare loscamente, sto dicendo posso guadagnare di immagine perché ho allargato l'accesso ai programmi per una vasta fascia di utenti che poi sono anche elettori, no? Sono anche elettori, quindi ci potrebbe essere questo discorso. Però è un discorso che deve vedere concatenati tutti questi vari aspetti, e non dimentichiamoci che anche a livello nazionale i centri di produzione sono quanto mai differenti nella loro funzionalità laddove esistono, perché ci sono tante regioni che non hanno centri di produzione, non producono un bel niente. L'abbiamo visto anche per i semplici programmi dell'accesso, che devono andarsi a far fare i loro 5 minuti e non sanno come fare. Allora, se sei a Napoli, se sei a Torino, se sei a Milano, c'hai la possibilità, laddove la sede regionale è d'accordo, come per esempio a Genova, abbiamo fatto di recente in Liguria anche questo, ti ospitano e ti fanno il programmino, ti supportano. In altre regioni no. Ecco. Non funziona. Ecco. E quindi c'è una realtà che è piena di difficoltà, è piena di intoppi. Ciò non vuol dire che non vada percorsa, e anzi penso che questo possa essere veramente il punto di partenza per un nuovo dialogo, un nuovo percorso che va fatto immediatamente, secondo me, il prossimo passaggio con un incontro con la RAI. Cioè parliamoci su questo. Come il Presidente del Corecom sa, parlando con appunto i direttori di affari istituzionali c'è molto interesse, hanno dimostrato molto interesse, non è stato possibile che venissero qui proprio perché sono impegnati con i contratti di servizio e comunque i tempi erano molto ristretti, però insomma la cosa importante è che non ci hanno risposto, ma cosa dite? Non ci interessa. Ecco, quindi è un discorso che può interessare anche loro, è chiaro che dobbiamo coinvolgerli, quindi sta tutto a noi nella potenzialità di muovere anche economicamente questa situazione. Spero di non avervi annoiato, ho finito qui.
Vi ringrazio. Grazie invece. No, anzi, Vinicio, grazie, e direi che le conclusioni le hai tirate tu e hai detto una cosa giustissima. Io spero che questo convegno segni proprio uno spartiacque tra quello che è stato il passato e quello che sarà il futuro. Mi è piaciuto anche molto l'intervento del collega Stefano Cuppi, perché ci ha dato un messaggio positivo verso la fine, ha detto che forse i tempi sono maturi per provare a spingere tutti assieme su questa, chiamiamola, regionalizzazione. E direi che però ora anche la politica, la parte legislativa della politica regionale deve decidere cosa vuole fare, se vuole farlo oppure no, perché mi sembra che oggi siano emerse comunque volontà trasversali di attuare questo strumento che secondo me è utile e valorizzerebbe i territori, valorizzerebbe le popolazioni, ma valorizzerebbe anche la RAI stessa, quindi la RAI stessa ne troverebbe giovamento. Ecco, quindi grazie Vinicio, grazie a tutti i presidenti. Adesso vi anticipo che abbiamo organizzato un buffet, che quindi siete tutti invitati. Ecco, allora siamo fuori di circa 8 minuti, quindi mi sembra che abbiamo rispettato bene i tempi, e con Frankenstein Junior concludo anch'io, si può fare, quindi buon appetito.